tutto. Allora, vediamo quali cose ci sono sui giornali di oggi in questa strana rassegna stampa. Dicevamo, è il 4 dicembre, no, ridaglie, è il 4 gennaio del 2021, ma in effetti facciamo fatica a staccarci da questo 2020 che speriamo di allontanare il più possibile, ma come vediamo ci ritroviamo nelle stesse condizioni della fine del 2021. Siete pronti? Inizia il gioco dell'oca dei colori. Quindi cominceremo, oggi siamo arancioni, ieri eravamo rossi, chissà che colore saremo domani, cosa succederà il prossimo weekend, ci sono due opzioni, il risultato è che tanto comunque ci ritroveremo all'inizio del gioco dove la situazione è più o meno la stessa perché abbiamo capito come sta andando sul fronte dei contagi. Quindi il tema dei colori, il tema della scuola, c'è un'intervista di Boccia oggi sui giornali, poi ve lo dico. Di cosa parleremo a Ringa stasera? Si parla di una zona bianca, Ricciardi che cosa dice? Il caso Gallera che io l'ho raccontato ieri, era sui quotidiani, oggi è una polemica, io non richiamo i medici dalle ferie per fare i vaccini, intanto il Conte Ter, a che punto siamo sul fronte dei vaccini? Questi sono i numeri di oggi, l'aggiornamento questa mattina è Italia 118.554 vaccini dosi somministrate, la Germania è a 238.000, la Francia a 516, non ha di fatto ancora iniziato se non quelle cose a favore di telecamera. Buongiorno Claudio, Elisabetta, Simone, buongiorno a tutti. Quindi questo è la situazione attuale, 118.000 in Italia i vaccini fino ad adesso, in Veneto sono 15.776, in Friuli Venezia Giulia 3.471, questa è la condizione fino al momento. E cosa succede? Da cosa partiamo? Io direi di partire dal tema della scuola, sulla quale sapete come la penso chi magari ha seguito più volte, abbiamo raggiunto anche quasi 500.000 di utenti, diciamo, con le rassegne stampa in queste mattine, ma insomma noi proseguiremo per cercare di interpretare anche queste notizie, commentarle insieme, vedere che cosa succede. Ciao Giuseppe e anche a Franca. Che cosa dicono oggi i giornali? Che sulla scuola, ovviamente per la quale io ho forti dubbi sul tema della riapertura, si riapre, detto soltanto poche ore fa, insomma mentre tutti aspettavano, così come lo sci che riapre il 18, ma sulla quale non c'è assolutamente certezza, benché per esempio non solo in Veneto nevichi come non mai, ma anche in Friuli Venezia Giulia i dati oggi ci sono e non nevica così da 49 anni. Bene, non c'è non c'è lo sci, ma c'è la neve. Bello carico stasera per Ringaldo, vediamo un po', insomma abbiamo temi, dopo vi dico di che cosa parliamo stasera, ma è chiaro che è molto di quello di cui discutiamo in questi minuti. Zaia era scettico e oggi alle 12.30 torna in diretta, lo seguiremo su Antena 3 Rete Veneta. Io penso che faccia un po' quello che abbiamo capito sta facendo Massimiliano Fedriga, che ha una conferenza stampa tra mezz'ora alle 11.30, anche se la terranno i suoi assessori, non ci sarà il presidente, pare. Cioè un'ordinanza per dire cosa? No, qui non si torna a scuola al 50% come vuole Conte, come vuole Lazzolina per le superiori. Gli altri ricominciano, ma le superiori resteranno a casa. In quale quota, parte, percentuale ancora non ci è dato sapere, lo scopriremo appunto tra poco dal Friuli Venezia Giulia e io credo anche da Luca Zaia alle 12.30. Quindi i governatori che sono scettici, così come gli insegnanti, così come i presidi, così come tutti quelli che stanno sul territorio, ma il governo dice bisogna tornare a scuola e bisogna tornare a scuola anche alle superiori almeno al 50%, bene, i governatori probabilmente scriveranno queste ordinanze in cui scelgono una via diversa, almeno in Friuli Venezia Giulia e immaginiamo anche in Veneto. Oggi siamo arancioni, quindi oggi cos'è? Lunedì, abbiamo detto, 4 gennaio, si è arancioni oggi e domani. Mi pare, no, oddio, mamma mia, vedete, è un macello. Comunque il 6 è festa, quindi si è rossi, il 7 e l'8 non si sa, e questo è il problema. Cioè dobbiamo organizzarci, prepararci e girare con il gioco dell'oca dei colori per capire oggi che cos'è col menù e vedere quali opzioni, che cosa siamo oggi, che cosa si può fare. Addirittura ora si pensa a una zona bianca in cui consentire le maggiori aperture nel momento in cui ci saranno dei dati positivi. Ma di certo, e come dice Ricciardi oggi sui giornali, ora lo commenteremo, bisogna resistere almeno 3 mesi ancora. Queste sono le due opzioni, ve le faccio vedere. Quindi l'opzione in cui si è 4, 5, 6, 7, arancioni, rosso, giallo, oppure
diversamente con il colore arancione al posto del giallo. Insomma, è un macello totale. Comunque domani siamo rossi. No, rossi domani, giusto Elisabetta? Siamo rossi domani. Io no, ragazzi, non ci capisco più niente. Non ci capisco più niente perché è un macello. E ogni volta me lo devo riguardare e ogni volta i quotidiani devono impiegare una pagina per dire che cosa siamo nel giorno corrente. Quindi delle 50, 70, 80 pagine i giornali sanno che ogni giorno devono dire qualcosa in una pagina precisa perché altrimenti non ci capiamo più niente. E ne sono l'esempio. Adesso io studio, diciamo, lo faccio anche per provocazione, ma immaginate magari gli anziani che non sanno più che cosa devono fare e non sanno come controllare questi colori. Ci sono le due opzioni, come dicevamo. Fino al 15 intanto avremo di sicuro restrizioni. Di sicuro non c'è nulla ormai. Comunque avremo un piano almeno fino al 15, dal 15 in poi si prevederà un piano differente, ritorno ai colori normali o le restrizioni così come sono in questo momento. Rossi domani, grazie Franco. Rossi mai, dice Sergio, vabbè. Comunque l'opzione A fino al 15, arancioni i feriali, rossi nel weekend. Il piano B, il 7 e l'8 gialli, arancioni nel weekend e poi si vedrà. Insomma, queste sarebbero le due opzioni per renderci la vita ancora più semplice, per aiutarci a capire anche qui nel lavarino del giorno di che diamine di colore siamo oggi o domani. E come vi dicevo c'è anche l'ipotesi di questa zona bianca proposta da qualcuno, perché non aprono lo sci a Ferragosto. Geniale Gaetana. Ferragosto è passato e lo sci mi sa che anche quello ce lo dimentichiamo. La zona bianca sarebbe quella nel momento in cui l'RT scende, siccome stanno pensando di cambiare anche la classificazione, cioè si passa da arancioni a regione arancione già con un RT dell'1 e non più 1,25, quindi si inasprisce un po' la condizione. Adesso si ragionerebbe anche di questa famosa zona bianca, ciao buongiorno Marino, un abbraccio grande, in cui di fatto c'è un po' di tutto aperto, niente limiti, bar e ristoranti, musei, non so che cos'altro, quindi quelle regioni che avranno chissà quando condizioni ottimali potranno tornare bianche, quindi a una vita praticamente normale. Oggi Ricciardi sul gruppo Jedi, quindi è comitato tecnico scientifico defenestrato, poi ho letto, non lo sapevo neanche, ma insomma in parte allontanato, forse perché non piaceva per le cose che diceva. Ci sarà un rialzo dei contagi e parla dei ritardi di AstraZeneca, lo fa anche sempre sul gruppo Jedi Genazzani, che è dell'EMA, e poi diciamo su che cosa per quanto riguarda AstraZeneca, ma Ricciardi è convinto, attenzione, qua la curva si rialza, lo sta facendo in Germania, lo sta facendo in Francia, l'abbiamo visto molto bene, e quindi di che cosa parliamo ancora per la riapertura delle scuole? Sul vaccino anche Ricciardi, attenzione, sul vaccino dà la colpa alle regioni. Perché? Perché questa prima fase è un sillogismo. Questa prima fase è quella che riguarda la vaccinazione di medici, operatori sanitari, dipendenti dell'RSA, i ricoverati nell'RSA. Quindi cosa vuol dire? Ricade sulle regioni. Ricadendo sulle regioni è colpa delle regioni se siamo in ritardo. Il Veneto ieri ne aveva 11.000 di vaccinati, stamattina 15.000, quindi ne ha fatti 4. Il Friuli Venezia Giulia ne aveva 3.100, oggi 3.400, ne ha fatti 300 anche nella domenica ieri, evidentemente. Comunque ricade tutta colpa delle regioni, perché sono in ritardo, perché loro devono occuparsi di questo momento, oppure perché il bando per trovare i 12.000 medici, operatori, via dicendo, è arrivato in ritardo e si è chiuso il 28 dicembre. O è per questo? E allora perché non è partito il piano Arcuri? E allora perché Arcuri stesso dice non c'è un piano, non sappiamo quali sono i centri di vaccinazione in Italia? Va bene che è in evoluzione costante. O è questo il motivo? No, per ora è colpa delle regioni. E va bene che sia colpa delle regioni, ma vediamo allora da oggi che cosa succede. Oggi è il giorno in cui di fatto comincia la vera vaccinazione della Lombardia, come detto. Laura, ogni giorno mi comporto allo stesso modo, se devo uscire esco, non mi sono mai fatta problemi. Lo so, dopodiché lo sai, è Laura che danno già la colpa a noi per la terza ondata. Autonomia veneta, Giovanni, va bene, chissà cosa sarebbe cambiato, ma Massimo, ma gli esperti, medici e ricercatori perché non parlano più? Solo loro possono dare valutazioni attendibili, hanno studiato per questo. Massimo, ho capito, però quante volte abbiamo raccontato dei virologi da talk show
anche noi stessi abbiamo bisogno di capire da loro. Il problema è che dicono tutto il contrario di tutto. Lasciamo perdere Crisanti, che vedo citare ancora ieri sulla mia pagina Facebook in risposta a Ottavio Davini, il medico delle Molinette, però quella persona non si è accorta, chi ha scritto il commento non me lo ricordo, che Crisanti si è già vaccinato ormai 48 ore fa. Cosa stavo dicendo? Quindi ci sarebbero a rischio, tra l'altro, Calabria, Liguria e Veneto per quanto riguarda il cambio colore possibile, ma non sappiamo neanche che colore sarà, quale sarà la nuova logica e il nuovo gioco dell'oca che ci guiderà in questi colori. Vedremo oggi cosa ci dice Zaia. La nuova valutazione dovrebbe arrivare tra giovedì e venerdì per quanto riguarda i colori, e secondo voi tra giovedì e venerdì quando arriverà questa valutazione dei colori? Io penso e mi sento di scommettere che almeno sarà venerdì, se non sabato, ma immagino venerdì, per decidere del giorno dopo. Stavo dicendo di Genazzani, oltre che di Ricciardi, sul fronte AstraZeneca. L'abbiamo detto in ritardo, ma in realtà ora le carte le hanno tutte, anche all'EMA e non solo. Iniziano a vaccinare in India, iniziano a vaccinare con AstraZeneca in Regno Unito. Là dove di fatto il problema, abbiamo capito, è quello di cui si parla da settimane, cioè perché chi durante la sperimentazione che ha riguardato un numero enorme di persone, come mai non è accaduto nella storia, rapidamente, tutto quello che sappiamo, come mai chi delle 2 dosi ha preso, anche per errore capitato in alcuni stati, una metà dose prima e una dose intera dopo, risulta più protetto di chi invece ha preso un'intera dose prima e una seconda dose a distanza del quale sappiamo. Questi sono i temi nei quali si deve capire di più sul fronte AstraZeneca, e allora da lì lo stop è il motivo per cui sono in ritardo, così almeno abbiamo capito. La scuola l'abbiamo detto, Ricciardi abbiamo detto, ci sarebbero anche tra le regioni a rischio che ballano l'Emilia Romagna, dicono alcuni quotidiani anche il Friuli Venezia Giulia, quindi il Veneto a rischio magari di diventare arancione quando si ricomincerà coi colori e il gioco dell'oca. L'Emilia Romagna, il Friuli Venezia Giulia e le Marche sarebbero a rischio, ma sapremo appunto, come detto, giovedì o venerdì. Gallera che viene scaricato dalla Lega perché appunto ha detto i ristori nessuno ne parla più, sono arrivati di che entità, Anna? È proprio il tema per cui probabilmente Zaia non aveva preso un'altra decisione, o vedremo oggi cosa dice, o non prende una decisione finché non saprà quali eventuali ristori arriveranno, che siano ben più dei 20 milioni arrivati nelle settimane precedenti per il Giallo Plus. Se stai bene perché devo fare il vaccino, buona giornata a te. Maria Pina, certo è una questione di protezione, se non è obbligatorio il vaccino, se non lo vuole fare quando la chiameranno non lo farà. L'importante è che tutti stiamo bene il più possibile per un tempo maggiore, ma ancora 2 o 3 mesi bisogna faticare, come detto. Quindi Gallera dice non richiamo i medici, è ridicolo questa gara tra le regioni sui vaccini. Erano in ferie, la Lega lo scarica e dice frasi che non rappresentano la regione, quello che dice Gallera. Oggi cominciano con 10.000 vaccinazioni al giorno, dice Gallera, la Lega lo scarica perché appunto sono frasi che non rappresentano la regione, il quale Gallera adesso è diventato un caso politico. L'altro uomo più noto della Lombardia per aver affrontato la crisi insieme a Attilio Fontana dice: io con Attilio Fontana, il governatore, avevo condiviso questa impostazione. Oggi 4 gennaio, dice Gaetana, a Milano piove, che Dio ce la manda, si può andare a fare la spesa con ombrello, fila ai supermercati, chi ci comanda sono dei geni, l'importante è vaccinarsi per fare un favore all'OMS, dice Gaetana. Qui a Trieste non piove, non mi pare che piova nemmeno a Treviso, dove sarò poi questa sera per Ring. Arriviamo all'ultimo, che è il nostro amico Conte, il Conte Ter, il Conte bis. Cos'è che dice? Fine corsa, dice Repubblica oggi, un po' tutti i quotidiani. Cosa succede? La cosa dei responsabili è archiviata, quindi ve lo ripeto, la battaglia sui numeri, diciamo, in Parlamento per capire se Renzi riusciva a portare veramente una crisi oppure Conte riusciva davvero a tenere con i numeri ballerini del suo sostegno in Parlamento. Allora, cercati ulteriori voti, i famosi responsabili anche di altri schieramenti, Toti, qualche Forza Italia, vi dicendo, non va più a caccia dei responsabili perché come si chiama, il Mattarella, il capo dello Stato, gli ha fatto ben capire che maggioranze raccogliticce non vanno bene. Allora, cosa succede? Ormai inizia la vera trattativa tra Renzi e Conte. Quindi, cosa succederà? Sarà un Conte Ter? Probabilmente questo è lo scenario. Quindi,
con un accordo che si fa tutto e prima per poi cercare di capire quali saranno i ministeri, chi ricoprirà, quali sono i piani, decidere sul recovery, decidere sul MES, decidere sui servizi segreti. Voi immaginate se Conte riesce a prendere tutte queste decisioni nell'arco di poche ore, soddisfare quello che dice o quello che chiede Renzi e altri, compreso il PD che vuole velocità. E poi voglio vedere se appunto sarà un Conte Ter ancora, cioè quindi una volta trovati tutti gli accordi si dimette, si va velocemente al Colle, quindi al capo dello Stato, si forma un nuovo governo e sarebbe di nuovo a guida Conte. Ma qual è il problema? Che è chiaro che lì Renzi, che è il più abile a tenere le carte coperte, lo dicono oggi tutti i giornali, lo sappiamo bene, quello dei penultimatum, è stanco di dire io che mi sono dimesso dal Presidenza del Consiglio di essere l'uomo dei penultimatum, andrà fino in fondo? Non lo sappiamo, e potrebbe all'ultimo momento dal cilindro tirare fuori questo Mario Draghi che qualche giorno fa non ha smentito una notizia di una disponibilità di se stesso nel momento in cui tutti fossero mai a favore di un arrivo di Mario Draghi alla guida del paese. E quindi questi sono gli scenari. Allora Conte, come immaginerete, farà fatica a lasciare la poltrona di Palazzo Chigi per l'orizzonte di un Conte Ter che non si sa se arriverà. Giovanni, Conte il capolinea? Probabilmente. A Treviso prima pioveva, grazie, ma pochissimo. Elisabetta, grande. Credo di avervi detto un po' tutte le notizie che avevamo scelto per oggi. Va bene, come detto non nevica in Friuli Venezia Giulia così tanto da 49 anni, l'abbiamo visto, immagini stupende ovunque, Sappada e non solo, in Veneto abbiamo mostrato Cortina e altre località, bellissimo, però non si sa se dal 18 si potrà sciare perché appunto ci sono molte incertezze e gli stessi gestori degli impianti e degli alberghi sanno che possono stare sereni, citando appunto l'ex Presidente del Consiglio. A Domodossola Neve, grande, grazie Andrew, grande intervista, offro un caffè. Vabbè, questa poi ce la leggeremo. Pasquale, dunque, ci vediamo stasera a Ringa alle 21:15. Avremo tra gli altri Carlo Nordio all'inizio, l'ho già detto ieri, insomma, mi piacerebbe molto sentire che cosa dice lui, noto, vabbè, insomma, la sua carriera in magistratura la sappiamo molto bene, ma oggi è un commentatore senza peli sulla lingua, quindi mi piace capire che cosa dice questa sera. Poi ovviamente avremo tanti ospiti politici, avremo un preside, il presidente dell'Associazione dei Presidi del Veneto, che ci dirà la sua idea su questa scuola che deve ripartire o non ripartire. E poi domani vediamo di programmare invece la puntata con tutti i giornalisti che seguono il punto stampa di Zaia. Facciamo parlare un po' i giornalisti, un po' meno la politica, per capire anche noi senza peli sulla lingua come facciamo qui che cosa ci sta succedendo. Sul sito ferdinandovarino.it stamattina abbiamo pubblicato invece un pezzo di Andrea Blau proprio sugli obiettivi adesso rapidi senza perdere tempo con questa crisi inutile del governo che deve correre. Ciao a tutti, ci vediamo stasera a Ring.